Buongiorno, sempre in diretta con Focus TG. Inizia un weekend da bollino nero, previsto un flusso di traffico molto alto nella nostra regione, quindi mobilitazione dell'autostrada in vista appunto di questa concentrazione di traffico sulle nostre strade. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. A te Ilaria, con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui con Elena Natale, comandante della Polizia Locale di Venezia. Come vedete alle nostre spalle ci sono proprio i mezzi della Polizia di Stato, appunto della Polizia Stradale di Venezia. Eccoci qui. Allora, siamo qui per parlare di quello che accadrà questo weekend per chi parte, per chi va in vacanza e per chi si metterà proprio sulle strade. Sì, buongiorno. Questo ultimo fine settimana di luglio caratterizzato da bollino rosso, quindi già dal tardo pomeriggio di ieri per tutta la giornata di oggi e di domani il traffico sarà in via di intensificazione, soprattutto nella direttrice verso Trieste. Quindi chiaramente noi abbiamo aumentato le pattuglie di polizia stradale su tutto l'itinerario per cercare di dare la massima assistenza ai viaggiatori. Ecco, dottoressa, quali consigli vogliamo dare agli automobilisti che si metteranno in viaggio a partire da questa sera? Allora, le parole chiave sono prudenza e consapevolezza, quindi questo già da prima di iniziare il viaggio, e cioè nel controllo dell'efficienza del veicolo, quindi dei pneumatici, della usura e della pressione dei pneumatici, della sistemazione dei bagagli, spesso sottovalutata, che possono andare in caso di frenata a colpire gli occupanti, della sistemazione dei bambini che devono essere alloggiati su sistemi di ritenuta omologati in base quindi all'età e al peso, e soprattutto per i bambini con meno di 4 anni ricordiamo l'obbligo dei sistemi antiabbandono. I nostri cari amici animali vanno posizionati negli appositi trasportini oppure legati con le apposite cinture specifiche per gli animali alla pettorina e alla cintura di sicurezza, oppure nell'alloggio del vano posteriore che deve essere separato comunque dall'alloggiamento del veicolo. Poi ovviamente il consiglio è quello di non consumare pasti abbondanti e ovviamente di non bere per evitare colpi di sonno. Durante il viaggio mettersi la cintura di sicurezza anche nei sedili posteriori, rispettare la distanza di sicurezza, che spesso questo non avviene, ed è causa dei famosi tamponamenti a catena, non distrarsi utilizzando il cellulare, ricordando che col nuovo codice della strada è prevista la sospensione della patente, percorrere la corsia più libera di destra, non quella di emergenza lasciandola libera per i soccorsi, e indicare sempre con l'indicatore di direzione il cambio di corsie. Fermarsi al primo sintomo di stanchezza per riposarsi, soprattutto nelle lunghe percorrenze. Ecco, è importante prestare attenzione anche però nelle zone di sosta, nelle aree di servizio. Assolutamente sì, durante l'esodo estivo le aree di servizio diventano dei veri e propri obiettivi sensibili per gli automobilisti, per i viaggiatori, perché chiaramente quindi i ladri approfittano dei momenti di affollamento delle aree di servizio. Tra l'altro quindi ormai è sempre più frequente l'utilizzo dei cosiddetti jammer, che sono degli inibitori, che sono dei dispositivi elettronici che vanno a interferire con i telecomandi di chiusura centralizzata del veicolo. Quindi il consiglio è di chiudere laddove possibile manualmente con la chiave il veicolo, e anche nel momento in cui si è attivata la chiusura centralizzata e abbiamo visto le 4 frecce accendersi del veicolo che indicano la chiusura, andare a verificare manualmente la chiusura di tutte le porte, e in ogni caso evitare di lasciare l'autovettura piena di bagaglio, di oggetti di valore e di denaro nell'abitacolo. Ecco, ringraziamo Elena Natale, comandante della Polizia Stradale di Venezia, per i preziosi consigli, e auguriamo a tutte le persone che si metteranno sulle nostre autostrade un buon viaggio, ma soprattutto in sicurezza e responsabilità. Qui da Venezia è tutto, restituiamo la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Purtroppo ancora incidenti sulle nostre strade. Vediamo un titolo dell'Arena di Verona. Continua la strage di Centauri, scontro all'alba con un'auto, è morto un 49enne a Minerve. Qui siamo nel veronese. Vediamo anche qual è la situazione in Friuli Venezia Giulia con un servizio del nostro inviato Omar Costantini.
Nei primi 6 mesi del 2025 sono 25.700.000 gli utenti che hanno attraversato la rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico, più 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A giugno in particolare si è registrato il boom di crescita con un più 8% e 5.199.000 mezzi. A luglio la proiezione di incremento è del 4%, stando ai primi dati raccolti, con medie giornaliere che superano i 180.000 transiti. Se il trend verrà confermato è molto probabile che saranno quasi 6 milioni i transiti dal 26 luglio al 31 agosto e verrà quindi battuto il record degli oltre 52 milioni di mezzi transitati nell'arco di tutto l'anno. Per far fronte a questa mole di traffico, Autostrade Alto Adriatico ha potenziato il proprio personale in vista dell'esodo e controesodo estivo, mettendo in campo oltre 300 tecnici operatori, lo scorso anno erano 220, nelle singole giornate del weekend. Si tratta di personale di sala radio, ausiliari alla viabilità, operatori di infomobilità, gestori di tratta ed esattori, assistenti all'utenza in servizio sui piazzali di stazione e ancora operatori degli impianti tecnologici, manutenzione d'urgenza, tecnici reperibili e personale del soccorso sanitario e meccanico. Una task force che verrà impiegata in sinergia con la Polstrada per la sicurezza di famiglie e turisti in viaggio lungo la rete. 5 saranno le giornate da bollino nero, traffico critico per la maggiore probabilità di code sabato 26 luglio, sabato 2 agosto, sabato 9, sabato 23 e sabato 30. Ragazzi del Marinoni, grazie. E questo era il nostro corrispondente da Udine, Omar Costantini. Adesso invece andiamo a Padova in diretta davanti al Tribunale di Padova con Chiara Gaiani e Federico Cibotto, perché la Procura della Repubblica ha deciso di mandare a processo 2 diciannovenni, un bullo e una bulla, responsabili di diversi pestaggi di minorenni. A te, Chiara. Sì, buongiorno direttore, a te e anche ai telespettatori. Come dicevi si arriva verso il processo, il fenomeno delle baby gang e dei baby bulli, ve lo abbiamo raccontato in diverse occasioni purtroppo negli scorsi mesi. Per 2 si deciderà il rinvio a giudizio eventuale per il giovanissimo il 23 di settembre, invece per la ragazza il 29 di settembre. Ha 19 anni quest'ultima ed è accusata, pensate, di rapina aggravata, di lesioni e di minacce. L'episodio più grave è accaduto alla metà di marzo, quando lei con altre 2 giovani minorenni, una di appena 12 anni, hanno aspettato le loro vittime fuori dal cancello di una scuola per aggredirle, colpirle, farle cadere a terra, minacciarle, continuare o anche a prenderle a calci, tutto ripreso dai telefonini, perché per uno sgarro, per una scritta sui social ai danni del fidanzatino di una di queste 3. La più diciamo tra virgolette vecchia, la più anziana del gruppo è appunto stata identificata come peraltro insomma le altre 2, e per lei è stato richiesto appunto il rinvio a giudizio grazie ad un'operazione velocissima dei carabinieri di Padova, mentre il ragazzo, un giovane di origine senegalese, è accusato di aver rapinato 2 quindicenni nella zona del centro di Padova per un bottino magrissimo, in un primo caso 10 euro, nel secondo caso una sigaretta elettronica, con altre 5 persone a fargli da spalla. Anche qui hanno indagato i carabinieri e per lui l'udienza preliminare è fissata per il 23 di settembre. Una serie di episodi che stanno davvero insomma mettendo in crisi non solo la città ma anche le famiglie, questi ragazzi che iniziano a muoversi da soli e che spesso diventano mira di questi bulli. Ecco, direi per ora da Padova è tutto. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Chiara, grazie, e ovviamente vedremo se ci saranno altri sviluppi delle varie inchieste sulle violenze giovanili. Una notizia che arriva dal Vicentino, da Crespadoro. Un uomo di 58 anni è uscito questa mattina all'alba per una passeggiata, non rientrava a casa, la moglie è andata a cercarlo e lo ha trovato morto. Vediamo. Crespadoro, 4
4 passi per prendere un po' d'aria fresca sulle colline prima di andare a dormire, ma non è più tornato a casa. Protagonista un 59enne. Non era la prima volta che usciva la sera per fare una passeggiata tra sentieri conosciuti, ma il mancato rientro ha allarmato la moglie, che nella notte è uscita per cercarlo, e all'alba, in un terreno non lontano da località d'Urlo di Crespadoro, verso Contralace, ha trovato il marito senza vita. Il corpo sarebbe stato ritrovato steso a terra. Si dovranno attendere gli esiti dell'esame medico e della squadra d'emergenza arrivata sul posto. Probabilmente potrebbe essersi trattato di un malore, ma toccherà ai carabinieri ricostruire cosa sia accaduto. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, oggi in regia Tony Esposito e chi c'è? Italo Morao. I fatti di sangue di Rovigo con la morte di Amin Gara non si sarebbe trattato di una rissa, ma di un omicidio premeditato. Dopo 6 giorni gli investigatori della squadra mobile hanno fermato 5 ragazzi pakistani protagonisti dell'episodio che ha sconvolto il capoluogo del Polesine. I 5 ragazzi avrebbero rivelato che la morte di Amin Gara, 23 anni, tunisino, avvenuta nei giardini delle Due Torri a 2 passi dalla centralissima piazza Matteotti, sarebbe stata una vendetta per un episodio accaduto qualche giorno prima. Dell'aggressione era stato vittima anche un amico di Gara, che è rimasto gravemente ferito. La procuratrice Manuela Fasolato ha diffuso un comunicato informando dell'adozione del provvedimento, motivato oltre che dalla gravità del reato anche dal pericolo di fuga. Il principale sospettato, che è indagato di omicidio premeditato, è stato fermato ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli altri 4 pakistani, a cui viene contestato il concorso anomalo nell'omicidio, oltre alla rissa, sono stati rintracciati a Rovigo e a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. A tutti viene attribuito il tentato omicidio del secondo tunisino, ma per 2 di loro solo in concorso di reato. Un infortunio domestico gravissimo nella mattinata di ieri a Velo d'Astico. Un uomo, un pensionato di 73 anni, è scivolato finendo sulle punte di una recinzione, portato in ospedale con l'elicottero in codice rosso. Scivola e si infilza su una ringhiera. Grave infortunio domestico in mattinata a Velo d'Astico, in cui un uomo, intento in lavori di giardinaggio, secondo le prime ricostruzioni, scivolando sarebbe rimasto infilzato nelle aste di recinzione di un'abitazione. L'uomo, riuscito a liberarsi, sarebbe poi andato a chiedere aiuto ad un bar lì vicino e di lì è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM e l'elicottero dell'emergenza sanitaria, che ha trasportato in codice rosso l'infortunato all'ospedale di Vicenza. Il 17enne morto dopo un tragico volo mentre era in vacanza a Corfù. I funerali del ragazzo si svolgeranno a Padova nella chiesa della Madonna Incoronata. Sarà domani il giorno dell'addio per Alessandro Bandarin Troi, il 17enne padovano morto una settimana fa dopo essere caduto dal terrazzo di un residence a Corfù, dove era in vacanza con 10 amici del liceo Tito Livio. Un dolore immenso che avvolgerà tutta la città di Padova. I funerali si svolgeranno alle 10:30 nella chiesa della Madonna Incoronata e saranno celebrati dal parroco Don Gian Romano Gnesotto. A quella parrocchia la famiglia di Alessandro è legata e lì si daranno l'appuntamento con tutti i suoi amici per pregare per lui. Dopo l'incidente avvenuto il 10 luglio, le condizioni del 17enne erano apparse subito disperate. A nulla è valso il trasporto di Alessandro all'ospedale di Padova, dove il suo cuore si è fermato. Una tragedia che ha colpito tutta la città, in particolare gli amici e i compagni di classe di Alessandro Bandarin Troi. Sul sito del liceo Tito Livio, uno dei suoi prof, Edoardo Ruffato, gli ha dedicato un fumetto. Perché cercare le cose importanti lontano quando sono qui vicino, dice Alessandro, ritratto accanto al Duomo, mentre si avvia e saluta già con le spalle rivolte a chi lo guarda, facendosi sempre più piccolo. Un abbraccio collettivo condiviso anche dai genitori dei ragazzi del liceo classico, che si sono stretti con immenso dolore e affetto fraterno alla mamma e al papà di Alessandro, figlio di noi tutti. Via libera della Giunta Comunale, qui siamo ai servizi sulla sicurezza per rendere a Venezia operativo il nuovo protocollo d'intesa per la prevenzione e la sicurezza nei locali della Movida veneziana.
Stiamo lavorando ormai da mesi su questo protocollo d'intesa, abbiamo trovato subito la sponda del prefetto e ormai siamo arrivati al termine. Manca solo la firma una volta che la prefettura chiamerà e il protocollo per la prevenzione e la sicurezza nei locali di Venezia sarà effettivo. È un accordo importante che vuole valorizzare quelli che sono i pubblici esercizi che svolgono, oltre che insomma, un aspetto del divertimento delle persone, ma anche un presidio di sicurezza nelle nostre città. E quindi questa intesa è un modo per dare degli strumenti in più per cercare di favorire quello che è la sicurezza appunto nei locali, la tranquillità, la serenità di chi appunto frequenta questi posti, e quindi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strumenti, di azioni da intraprendere per ogni locale. Una sorta di patto cooperativo tra i gestori e le forze di polizia che va a concretizzare le direttive dell'interno dello scorso gennaio. Dall'installazione di sistemi di videosorveglianza all'esterno dei locali a un'adeguata illuminazione fino a veri e propri vigilantes, che verrà poi formato direttamente dalle forze dell'ordine in collaborazione con le associazioni di categoria, che metteranno a disposizione tutte le loro sapere loro e le loro strutture per formare queste persone. Venezia fa da capofila come tante altre iniziative, come l'antipacottiglia, come l'antimovida, siamo sempre all'avanguardia come Venezia, ci prendiamo la responsabilità come amministratori di amministrare una città unica al mondo, e quindi siamo contenti di fare da apripista per le altre città. Il protocollo, specifica l'assessore, non va a introdurre il divieto di somministrare alcolici dalla mezzanotte alle 7 del mattino, ma ribadisce l'obbligo per esercenti e clienti di rispettare quanto già sancito dalle previsioni di legge nazionale, ovvero il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici per i pubblici esercizi dalle 3 alle 6 e per gli esercizi di vicinato dalle 24 alle 6. Un'altra ondata di maltempo ieri ha colpito l'Alta Marca trevigiana, davvero molti danni, strade e case allagate, tetti scoperchiati, un vento fortissimo, è stato proprio uno tsunami, una bomba d'acqua che ha colpito nuovamente questa parte del Trevigiano. Andiamo in diretta da Conegliano, andiamo da Elena Dal Forno. A te Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Allora siamo qui con il comandante Claudio Mallamace per fare proprio il punto sui danni che ci sono stati qui a Conegliano, però ricordiamo innanzitutto in tutta la Marca trevigiana 85 interventi dei Vigili del Fuoco, chiamate alla protezione civile, tutta la notte interventi, anche a Treviso è stato sospeso il concerto di Pupo sulle mura perché una bomba d'acqua intorno tra le 9 e le 10 nel Trevigiano appunto ha creato grandissimi disagi. Ecco, allora facciamo prima il punto con il comandante sul coneglianese e poi lanciamo i servizi che abbiamo realizzato. Sì, ieri è stato un pomeriggio, oserei dire, devastante, perché le vie principali di accesso della città erano ostruite da questi grandi alberi che si sono abbattuti proprio sulle strade. Ci sono delle foto insomma che girano anche sui social di auto letteralmente schiacciate dai tronchi. Per fortuna nessun danno alle persone. E questa è l'unica nota positiva, però anche gli interventi sono stati efficienti, velocissimi e quindi in poco tempo, naturalmente sì, ci abbiamo impiegato delle ore, però è stato liberato tutto il centro e tutte le vie sono state ripristinate. Diciamo che è un temporale che è stato a macchia di leopardo, per fortuna è durato poco, queste correnti di aria fredda che si incontrano con il calore che c'è al suolo e hanno generato queste forti trombe d'aria. La pioggia non è durata tanto e quindi questo ci ha favorito anche poi nei soccorsi. Abbiamo con le squadre di protezione civile e gli operai del comune di Conegliano della squadra manutenzione hanno effettuato un ottimo lavoro perché hanno liberato tutte le vie principali di accesso e quindi anche permettere ai soccorsi di arrivare dove dovevano. Oggi erano in programma gli interventi più spiccioli di pulizia, però con la pioggia sono stati sospesi e quindi verranno rinviati quando sarà possibile. Ecco. Il primo
Servizio che abbiamo realizzato su Conegliano, dove sono caduti appunto alberi e pali della luce. Per fortuna nessun danno alle persone, ma andiamo a vedere cosa è successo ieri. Erano verso le 14, stavo andando al lavoro e c'era vento, non pensavo così, ho visto volare un ramo, ho guardato verso sinistra per sorpassarlo, ho visto che l'albero cadeva. Ho frenato, in quel momento è caduto l'albero, ho lasciato la macchina e sono scappata. Manca qualche minuto alle 2 quando in pochi attimi si scatena l'inferno, raffiche di vento fortissime spazzano Conegliano e decine di alberi piombano al suolo. Qui siamo in viale Spellanzone, un grosso albero sradicato dalla furia del vento cade centrando prima una Mercedes parcheggiata, poi l'auto della signora Moni alla guida. L'impatto con la Mercedes finita quasi completamente distrutta ha attutito l'urto con l'utilitaria che altrimenti avrebbe schiacciato la donna. Al momento cosa ha pensato? Io non ho pensato, io ho preso paura, sono uscita, non sapevo, ho lasciato tutto in macchina e sono andata in un negozio qui vicino a chiedere un numero di telefono perché non avevo il telefono con me per chiamare mio marito, sinceramente. E niente, ho preso paura, ho capito dopo cosa ho rischiato. È andata bene così? Sì, è andata bene così. Le macchine rifanno ancora, persone no, perciò va bene così. Paura anche in via Kennedy, qui il vento ha sradicato alberi ed un palo della luce. Io ero dentro e quando ho sentito, mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, tromba d'aria o d'acqua, ho abbassato le tapparelle. Quando le ho rialzate, dopo quando ha smesso di piovere, è andato via il vento, e mi sono accorto del disastro. Disintegrato dall'impatto con un grosso albero il tetto di questa Toyota Aygo, dentro c'è pure il seggiolino di un bimbo, poteva davvero essere una tragedia. Il palo della luce e per fortuna è andato a finire da quell'altra parte della strada, altrimenti avrebbe tranciato completamente la macchina se cadeva in quella direzione. È stato il vento è stato fortissimo perché gli alberi erano completamente piegati. Impressionanti le immagini dall'alto. Ho sentito un grosso colpo e l'albero che si è proprio strappato e un gran tonfo e in effetti deve essere stato il lampione che si è proprio rovesciato, forse è stato l'albero a spingerlo, non lo so, so che era un vento tremendo. Lei che cosa ha pensato in quel momento? Ho tanta paura. Mi sono messa a piangere. Un miracolo che nessuno si sia fatto male. Si può mettere un cielo alla Madonna, veramente, perché non è successo proprio niente. Un miracolo? Un miracolo proprio, perché se era il periodo della scuola con i ragazzi sarebbe successo un disastro, perché di fronte abbiamo le scuole di liceo scientifico. Eccoci rientrati con il comandante Mallamace, siamo qui nella centrale operativa di Conegliano, ci raccontava proprio che ieri ha piovuto a macchia di leopardo. Sì, ma il tempo è stato anche un po' strano perché mentre in centro succedeva il disastro, per esempio nella zona sud, quindi a Campolongo, non è arrivata neanche una goccia d'acqua. Però sono fenomeni che eravamo abituati a vedere in altri continenti e che purtroppo adesso dobbiamo familiarizzare ed essere pronti a intervenire perché i cambiamenti climatici purtroppo, naturalmente cambiamenti climatici dovuti anche alla mano dell'uomo, ne dobbiamo pagare le conseguenze e quindi questi sono i risultati. Per fortuna insomma nel tempo ci siamo anche preparati, ci siamo attrezzati per intervenire e di questo anche devo ringraziare i volontari, gli operai del comune di Conegliano che sono stati efficientissimi e soprattutto i vigili del fuoco che ieri erano sommersi dagli interventi. Ecco, andiamo proprio a vedere un altro degli interventi che sono stati fatti a San Fior, in questo caso dove il vento ha scoperchiato il capannone della Cravedi e nessuno si è fatto male, ma è veramente un altro miracolo. Ascoltiamo anche subito dopo il sindaco Gastone Martorell, sempre di San Fior, e poi potete riprendere la linea, direttore. Grazie agli ascoltatori. Saranno state le 2 passate. E così di punto in bianco che aveva cominciato a piovere, è venuto a grandinare e nel giro di pochi secondi si è alzata una folata di vento allucinante che io ero anche sopra sul palco, ho cominciato a sentire venire giù cose che il mio collega ci ha chiamato tutti giù perché dalla vetrata qui davanti ha visto proprio il coperto volare via.
e ci siamo riparati sotto gli scaffali così, perché pensavamo che venisse giù tutto a un certo momento, perché proprio c'era il vento, era una forza spaventosa. San Fior, via Pomponio a Malteo, in pochi istanti una tromba d'aria ha spazzato via come fosse di carta il tetto del capannone che ospita la Cravedi, ricambi auto e veicoli industriali, e la Piave SRL, servizi per l'edilizia. Le lamiere ed il materiale isolante sono sparsi nel raggio di un centinaio di metri. I dipendenti erano al lavoro, per fortuna non si registrano feriti né tra i lavoratori né tra i passanti. Fortunatamente eravamo tutti al sicuro e qui non passava neanche nessuno, che di solito è sempre un via vai di gente. Che anche la chiesa ha fatto un po' da paravento, perché se volavano ste lamiere in mezzo alla strada, che passava qualche macchina, poteva succedere qualche bel disastro. Sul posto è subito arrivato anche il proprietario dell'immobile. Ingenti i danni causati dalla tromba d'aria allo stabile. Cosa è successo? Qua ci sono danni? Tromba d'aria, ci hanno avvisato mentre eravamo a pranzo, come vedete si è scoperchiato tutto, è stato tolto il tetto su un capannone di 1500 metri e adesso stiamo cercando di intervenire in modo di garantire le persone che sono dentro, che la merce che c'è dentro non venga danneggiata. Stiamo programmando un intervento immediato per mettere in sicurezza l'immobile e poi adesso vedremo. Noi abbiamo per fortuna una copertura assicurativa e quindi cioè, al di là che è dovuto, che dobbiamo garantire i nostri inquilini che possano lavorare, noi faremo la nostra parte. Grazie a Elena Dal Forno e a Nicoletta Rizzetto per questo reportage dal Coneglianese. Torniamo alla violenza quotidiana. Come sapete, per arginare le aggressioni, per mettere in sicurezza soprattutto le forze dell'ordine e la polizia locale, oggi si usano le body cam. Sono arrivati a Montebelluna. Andiamo da Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo siamo qui al Meve, che è il Museo della Grande Guerra, dove il comune di Montebelluna ha deciso di presentare le body cam e poi noi in anteprima abbiamo anche i taser, giusto per parlare di sicurezza. Sono con il sindaco Adalberto Bordini e con il comandante della polizia locale Paolo Scarpa. Cominciamo con il sindaco. Sindaco, è un punto in più per la sicurezza di Montebelluna? È un punto in più per la sicurezza di Montebelluna. Una delle nostre priorità non è certo una novità di oggi, è puntare sulla sicurezza e sul coordinamento anche delle varie forze di polizia. Un ringraziamento va sempre ai ragazzi della polizia locale e agli amici dell'Arma dei Carabinieri. Questo è un tassello in più in questo percorso, diciamo, della sicurezza, che si aggiunge a ciò che abbiamo proposto qualche giorno fa, che è il progetto Montebelluna Sicura, che prevede 25 uscite da qui a fine anno, ulteriori da parte degli agenti della polizia locale dalle ore 19 alle ore 2 di notte, in collaborazione proprio con l'Arma dei Carabinieri. E gli agenti verranno dotati di taser, dopo aver ovviamente seguito l'apposito corso, e saranno già dotati di bodycam a fine ovviamente di deterrenza. Sappiamo benissimo che se per caso qualcuno volesse porre in essere dei comportamenti criminosi, in presenza di taser e di bodycam sicuramente viene un po', diciamo così, a un momento di riflessione in più prima di poter fare qualcosa di negativo verso la collettività. Questo naturalmente per i luoghi, diciamo così, maggiormente caldi. Mi viene in mente la stazione, mi vengono in mente alcuni momenti della sera e della notte montebellunese, quindi le uscite notturne, è per garantire la sicurezza ai cittadini, tenendo conto che poi qui vicino, non più dell'altro giorno, a Musano di Trevignano, quindi al confine col vostro comune, insomma abbiamo avuto un bodybuilder che è stato aggredito, e quindi voglio dire, gente che è veramente senza scrupoli. In base alle esigenze che verranno stilate dal comandante Paolo Scarpa, che ringrazio, dai ragazzi della polizia locale, dei carabinieri, faremo dei pattugliamenti in giro anche nelle frazioni, perché è giusto che l'autorità sia presente, compatibilmente con le risorse ovviamente di bilancio di tutti i comuni e con i nostri organici, che ripeto, non decidiamo noi quante persone poter
assumere, ma la nostra mission è quella di aumentare l'organico ulteriormente della polizia locale. Verranno quindi in coordinamento con l'Arma dei Carabinieri nei punti più sensibili, ma in maniera elastica, per poter rispondere sempre in maniera più capillare alle esigenze della collettività montebellunese. Comandante Scarpa, allora intanto cominciamo con la bodycam, che serve per registrare ogni azione, quindi anche tutela degli agenti stessi, perché magari poi qualcuno dice non mi ha aggredito. Certo, sì, appunto a breve tutti gli operatori, i miei collaboratori, verranno dotati di queste bodycam, ovvero sia di dispositivi che consentono la videoregistrazione di quello che succede appunto al momento dell'intervento. Ecco appunto, ma è una videoregistrazione che viene attivata dall'operatore, ma se c'è un momento di concitazione come si fa a registrare? Perché uno non sa mai quando uno viene aggredito, come funziona? Certo, in pratica il dispositivo funziona così: nel momento in cui la situazione può evolversi in maniera critica, l'operatore attiva la bodycam e questa registra da 1 minuto prima, 1 o 2 minuti prima, pertanto tutta la scena viene appunto videoregistrata. Poi facciamo vedere anche i taser che arriveranno a breve, e questa è un'ulteriore deterrenza. Certo, allora mentre i taser prossimamente entreranno a far parte della dotazione di reparto della polizia locale, è uno strumento, è un'arma comune non letale, un'arma comune ad impulsi elettrici che consente appunto di immobilizzare il soggetto, ma soprattutto è uno strumento di deterrenza. Ecco, siete cos'è? Il secondo comune nella Marca, mi pare? Sì, siamo il secondo comune, già c'è un altro comune che li ha già in dotazione. Conegliano, mi pare? Se non sbaglio sì, Conegliano, e prossimamente anche la polizia locale di Montebelluna entrerà, usufruirà di questo strumento utile. Quindi ulteriore, incremento alla sicurezza da parte del comune di Montebelluna per avere maggior sicurezza in tutta la Marca. A te, direttore. Lucio, grazie molte a Lucio Zanato, al sindaco Adalberto Bordin, al comandante della polizia locale, grazie molte. E avete sentito, è stato citato l'ultimo gravissimo episodio in ordine di tempo per quanto riguardava i furti, e cioè l'aggressione a Musano di Trevignano di un bodybuilder che ha tentato di difendere la madre da un gruppo di ladri e purtroppo mal gliene incolse, come si usa dire. Vediamo il servizio. Questo è il carry-on in metallo e plexiglass angolato, e queste sono le ferite che ha causato venendo utilizzato come arma contundente. Sono le conseguenze del furto in casa avvenuto martedì sera in questa trifamiliare di via Palladio a Musano di Trevignano. Protagonisti la signora Raffaella Genovese, il figlio Roberto Colusso e 2 ladri molto probabilmente dell'est Europa. Cosa è successo? Chi mi ha attenduto che era la finestra aperta, io entrai dalla camera qua dietro, dalla camera, e là si è chiuso a chiave. Hanno levato la federa e hanno buttato dentro tutto. Io quando ho visto la porta chiusa ho gridato, ho chiamato Roberto, vai fuori che c'è i ladri, che entrano, e sono entrati nella finestra. A quel punto interviene il figlio Roberto, che ha agito distinto. Io non ho pensato ai ladri, io ho pensato solo a mia mamma. Quando sono arrivato non l'ho vista e praticamente sono entrato dalla finestra dove sono entrati i ladri. È stato un caso che li ho trovati, ci siamo incontrati. Roberto, che è un personal trainer ma soprattutto campione italiano di bodybuilding, non ci ha messo molto ad immobilizzare a terra il malvivente con la rifurtiva qui tra i bidoni dei rifiuti, ma non mi ero accorto che c'era un altro ladro che mi ha aggredito alle spalle, per cui insomma alla fine ho dovuto mollare la presa e pensare solo a mia mamma. Diversi punti di sutura alla testa e ferite su tutto il corpo, il risultato dell'aggressione alle spalle del secondo ladro che ha utilizzato il carry-on come arma da taglio. Non erano assolutamente italiani, hanno detto qualche parola in italiano ma con un accento straniero. Ma come erano fisicamente? Ben messo? Quello che avevo bloccato era ben messo fisicamente, l'altro sinceramente non l'ho visto, erano incappucciati con il passamontagna. I 2 ladri e probabilmente anche un terzo complice che faceva da palo sono fuggiti per i campi circostanti, lasciando in mezzo al mais quasi tutta la refurtiva di bigiotteria, ma tenendosi l'unico oro presente, la fusione di 3 fedi, ricordo di famiglia di mamma Raffaella. Sti 3 anelli di oro, mia mamma, mio marito e mia. Fa male perdere così i propri ricordi, sottolinea Roberto, ma sarebbe stato peggio se gli avessero aggredito la mamma. Per questo lancio un appello soprattutto alle persone anziane. Loro entrano in casa con la gente in casa. La difesa sta nel cercare di avere certe attenzioni, chiudersi, non lasciare porte aperte, finestre aperte. Il servizio di Lucio Zanato è dire che la vittima di questa aggressione è un uomo
ovviamente un bodybuilder, pensate se la stessa aggressione fosse stata fatta ai danni di qualcuno, di un anziano, o di un ragazzo, di un giovane, perché è successo anche questo purtroppo durante questi reati odiosissimi che vanno perseguiti con un controllo anche più capillare del territorio. Continuiamo a ripeterlo, speriamo che i parlamentari veneti facciano sentire la loro voce. Ieri sera ne abbiamo parlato, ovviamente a Focus. Sentiamo cosa ha detto il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. Periodo abbastanza pesante a Noventa Padovana qualche settimana fa, dove abbiamo avuto tutta una serie di furti importanti su diverse case, dove molto spesso i cittadini si ritrovavano davanti. Allora c'è un tema che però deve essere chiaro. Allora, Noventa Padovana è un comune che ha un sistema di videosorveglianza molto capillare, molto diffuso, che stiamo implementando, quindi noi vedevamo queste persone, le abbiamo registrate, abbiamo registrato le targhe, abbiamo registrato i mezzi con cui venivano, perché abbiamo i targa system su tutte le vie di accesso, quindi chi entra e chi esce viene identificato. Però c'è un tema che a me tocca dirlo, da amministratore mi sono reso conto che non c'è in questo momento una volontà politica di risolvere un problema. E lo dico perché anche se tu li trovi, li prendi, il giorno dopo sono fuori. E questo ci lascia, cioè io ho consegnato alle forze dell'ordine proprio delle immagini dove vedevi queste persone che scendevano dalla macchina, quindi col numero di targa, viso scoperto, eccetera. E addirittura abbiamo fatto anche con l'anagrafe nazionale, sapevamo anche dove erano. C'è un caso particolare che mi lascia con una BMW col numero di targa contraffatto, ma con 2 numeri contraffatti ma risalenti. E purtroppo, anche qua mi tocca dirlo, non se ne è saputo più nulla, tra l'altro anche vicino a Noventa Padovana. Tra l'altro la macchina era intestata a una gentile signora vicino del campo di Via Longhi di Padova. Ecco, di fronte a quando ti trovi queste situazioni qua, reiterate più volte, e dopo senti esponenti della politica che pensano alle carceri che sono sovraffollate, che bisogna fare uno svuotacarceri, che bisogna... Io sinceramente a me dispiace per loro che sono in carcere fino a un certo punto, a me dispiace più per queste persone, per questi cittadini che si vedono violentati negli affetti in casa, dove vengono dall'amministratore, l'amministratore non può fare niente, perché più di andare dalle forze dell'ordine non può fare niente. E alla fine tutto il dibattito è noi siamo un paese civile e non è giusto che siano in queste condizioni, che ci siano queste condizioni carcerarie. Ecco. Lo sconforto del sindaco Bano e di tanti altri primi cittadini impotenti di fronte a questo flagello dei furti. Ce ne sono stati anche a Mareno di Piave, almeno 5 le case che erano state prese di mira l'altra sera. In 2 occasioni sono stati i cani di casa ad evitare ai proprietari il faccia a faccia con i malviventi. Stavamo dormendo, a un certo punto sentiamo Nesia che va avanti e indietro sulle stanze, la stanza da letto e la cameretta. E lei si era affacciata probabilmente alla finestra e ha visto qualcuno, sicuro. È stata Nesha, questa bellissima lupa cecoslovacca, a sventare alle 2:30 di notte il furto nell'abitazione dei suoi proprietari in via Campana, a Mareno di Piave. Il cane ha messo in fuga il ladro, che poco dopo è stato sentito piombare al suolo dal terrazzino, dove era salito utilizzando una scala, per poi dileguarsi nella notte. Nesha, dolce ed affettuosa, è molto protettiva nei confronti della sua famiglia, e questo ha evitato che i padroni si trovassero faccia a faccia con il malvivente.
Ci abbiamo lavorato tantissimo da quando va 4 mesi a portarla in campo e lei sa perfettamente quando è l'ora di attaccare per salvare noi più che altro. Però è stata tranquilla, lei si è appoggiata solamente alla finestra, alla zanzariera, non ha né abbaiato né fatto nulla, solo ringhiato. Grazie a lei non sono entrati in casa. Ma questo non è l'unico colpo tentato nella notte a Mareno. Sempre in via Campana i ladri sono entrati in almeno 3 abitazioni, compreso il bed and breakfast Civico 30. Sono entrati, però probabilmente non hanno trovato niente di loro interesse. Hanno rovistato nel deposito, ma non hanno preso nulla. Colpo riuscito anche in una villetta poco distante. Il compagno ha parlato con un vicino e anche lui hanno rubato delle cose in macchina. Un PC portatile, degli attrezzi di meccanica. Dopo via Campana i ladri sono passati nella vicina via Piave, ma anche qui gli è andata male a farli scappare i 2 cani di casa, Nano e Cracker. I cani si sono messi ad abbaiare in maniera furiosa, proprio erano tutti e 2 dentro perché dormono dentro. Era mia moglie si è alzata per prima, li ha fatti uscire. I 2 cani si sono precipitati verso la recinzione posteriore di casa, ma solo al mattino i proprietari si sono accorti dell'intrusione nel garage, trovandolo aperto con l'auto dove qualcuno aveva rovistato e una bici abbandonata nella fuga nel giardino. E evidentemente erano riusciti a cominciato a portare fuori le biciclette, e quando loro si sono accorti, perché hanno un udito, soprattutto il piccolo, che è una cosa incredibile, basta sentire un minimo rumore che lui e poi l'altro dietro. Evidentemente appunto sentiva sono scappati, eccetera, infatti in fuga perché c'era appunto lì sulla stradina, hanno perso anche il berrettino. Degli episodi sono stati avvisati i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Il sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che nei giorni scorsi ha battuto a tappeto Susegana e il Coneglianese. Servizio di Marta Marangon, torniamo al traffico da Bollino Nero per questo weekend, anche in montagna pienone di turisti nonostante le condizioni meteorologiche avverse, e quindi implementazione dei servizi sanitari per queste circostanze. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi, il nostro operatore, dal San Martino di Belluno. A te, Tiziana. Sì, buongiorno direttore. Ti faccio immediatamente vedere qual è la novità di quest'anno che i turisti possono agevolmente consultare nel sito dell'ULSS Dolomiti. È un opuscolo che praticamente contiene qualsivoglia informazioni per trascorrere in serenità le vacanze in provincia di Belluno. Non solo loro, ma se sono proprietari di animali d'affezione, anche i consigli dei veterinari del servizio di veterinaria. Il dottor Del Bene, che è il commissario dell'ULSS Dolomiti, oggi ci ha raccontato intanto partendo dall'inizio, no? Cioè da che cosa significa implementare questi servizi durante la stagione turistica, dottor Del Bene, per rispondere a qualsivoglia esigenza. Sì, c'è molta attenzione da questo punto di vista, perché giustamente il turista che viene nelle nostre montagne deve avere quelle risposte ai bisogni sanitari o sociosanitari che naturalmente servono e si aspetta di avere. Anche quest'anno abbiamo potenziato la rete delle urgenze e delle emergenze. Ricordiamo che mettiamo in campo più di 200 persone ogni giorno, tra medici, infermieri, operatori sociosanitari, 200 persone di ambito sanitario che si affiancano alle squadre utilissime del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Mettiamo in campo due elicotteri, mettiamo in campo 6 automediche, 26 ambulanze disposte su tutto il territorio, quindi un potenziamento della rete che via via di anno in anno si fa sempre più importante e che vogliamo anche però stabilizzare, perché ormai, come dire, la presenza turistica è vero ha dei picchi durante la stagione estiva e invernale, ma durante tutto l'anno il turista è presente. Fortunatamente è così. A proposito di ambulanze, volevo dirvi che proprio in concomitanza con gli eventi che ben conosciamo, che oramai si ripetono con una frequenza preoccupante, cioè le frane prima a Cancia di Borca di Cadore e poi a San Vito, l'ULSS ha messo a disposizione 2 ambulanze in più
proprio per garantire anche i trasferimenti più agili, vero, negli ospedali? Sì, per garantire appunto un accesso agli ospedali nel minor tempo possibile. Abbiamo inserito questa presenza di ambulanze in più che ci ha consentito di rispondere, per fortuna i casi non sono stati tanti, ma però insomma ci sono stati, quindi di rispondere in maniera adeguata ai bisogni sanitari della persona. Le novità riguardano il servizio veterinario a disposizione dei turisti proprietari di animali a quattro zampe e anche, importantissimo, la strutturazione del servizio di psicologia in emergenza, e questo rende certamente l'ULSS Dolomiti apripista in Veneto, perché non c'è un servizio simile così strutturato nelle altre aziende sanitarie, vero? Sì, allora abbiamo voluto anche in quest'ambito, nell'ambito appunto psicologico, stabilizzare un servizio che era retto su base volontaria fino negli anni scorsi. L'abbiamo voluto stabilizzare e organizzare contando su una rete di 35 professionisti dipendenti della nostra azienda, che si sono appunto dati delle modalità di intervento in maniera tale che là dove c'è un'emergenza che richieda anche il supporto dello psicologo, la presenza sia garantita. Devo dire che è un servizio che è partito dal 1° di luglio, durerà tutta l'estate, ma continuiamo appunto anche di prorogarlo durante i mesi di tutti i mesi dell'anno, ma che già nei primi 20 giorni ha avuto purtroppo il suo bel da fare. Certo, ha avuto il suo bel da fare, diciamo che l'ultimo possiamo raccontarlo anche perché ne abbiamo ampiamente parlato. L'ultimo intervento è stato quello a favore della famiglia, dei familiari della sfortunatissima ragazzina di 15 anni che è morta a Cesana Beach. Dottor Dal Ben, è un auspicio quello di garantire la salute nel miglior modo possibile ai turisti e ai residenti. C'è un gran da fare in provincia di Belluno, ma diciamo che la squadra sta rispondendo bene? Ma direi di sì, devo proprio ringraziare tutto il personale dell'azienda e tutto il mondo del volontariato che è attorno appunto all'azienda, perché insieme stiamo cercando di dare, ma io dico che ci stiamo anche riuscendo di dare appunto queste risposte nel miglior modo possibile a queste esigenze di salute. La salute è qualcosa che si costruisce tutti assieme, quindi è un lavoro quello che ci porta a garantire questa salute di squadra. Grazie al dottor Dal Ben da Belluno, dal quinto piano dell'ospedale San Martino, che è sede della direzione generale dell'ULSS Dolomiti. La linea può tornare allo studio. Grazie molte a Tiziana Bolognani, che è responsabile della nostra redazione bellunese, e l'operatore Stefano Bozzi. Restiamo a Belluno perché 4 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Belluno per il crack di 4,5 milioni di euro di un albergo di Auronzo di Cadore dichiarato fallito nel 2022. Gli indagati sono accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e documentale per avere ideato, pianificato e realizzato un piano che ha portato al dissesto finanziario della struttura alberghiera, sede dal 2008 al 2024 del ritiro precampionato della squadra di calcio della Lazio. Adesso parliamo sempre di sicurezza, ma di trasporto pubblico nel Vicentino. SVT punta su una maggiore sicurezza. È stato potenziato il sistema di sorveglianza a seguito delle incursioni notturne dei ladri e anche per le aggressioni ai conducenti. Per noi Luisa Bertini e Andrea Benetti con Marco Sandonà, presidente della società. Sicurezza SVT, siamo in compagnia del presidente Marco Sandonà perché è stato potenziato tutto quello che è il sistema di sorveglianza, soprattutto sui depositi, alla luce delle recenti incursioni. Perché cosa è successo? Sono avvenuti dei fatti molto negativi da un punto di vista dell'impatto che hanno avuto, perché ci sono stati dei furti, dei ripetuti furti, in realtà 2 occasioni, però che hanno causato dei danni importanti per la società, perché sono state rubate dei componenti, delle marmitte, dei catalizzatori che ovviamente andranno sostituiti e per l'azienda è un costo molto rilevante.
Quindi per prevenire anche ulteriori furti abbiamo investito in nuovi sistemi di sorveglianza, ma soprattutto abbiamo potenziato la ronda notturna e la vigilanza, perché ovviamente questi furti capitano di notte in una zona del nostro deposito in via Fusinieri che è anche difficile coprire con videosorveglianza a 360 gradi perché è molto ampio, con zone d'accesso in diversi punti, quindi potenziare il controllo attraverso la presenza di personale di vigilanza dedicata è la scelta che abbiamo fatto, insomma. Ma sicurezza è a 360 gradi per quello che riguarda SVT, non solo esterna, quindi abbiamo parlato di quello che succede nel deposito, ma anche interna agli autobus, quindi rivolta alla sicurezza di autisti e cittadini. Sì, in realtà il tema della sicurezza è un tema importantissimo per la nostra società, sia per il motivo che abbiamo detto, quindi quello di evitare che vi siano occasioni come queste purtroppo capitate di furti all'interno dei mezzi, ma soprattutto perché negli spazi, soprattutto spazi pubblici dedicati all'accesso al pubblico, è giusto garantire la corretta sicurezza. Quindi noi già da qualche mese abbiamo investito anche nella sorveglianza dell'autostazione qui in Viale Milano e ricordo anche che a bordo dei nostri autobus, su tutti gli autobus ci sono sistemi di videosorveglianza che consentono comunque, qualora capitano delle occasioni o delle situazioni di pericolosità, di violenza o di minaccia anche nei confronti degli autisti, oppure atti diciamo non propri all'interno degli autobus che richiedono anche l'intervento della pubblica sicurezza, noi abbiamo la possibilità di registrare e fornire poi alla pubblica sicurezza, quindi alla questura, alla polizia, tutti i filmati che vengono raccolti all'interno degli autobus. Ultimo tema caldo della stagione è quello relativo alla settimana corta per gli studenti, misure ovviamente in discussione per l'anno scolastico 2026-2027. Che cosa succederà? Quale sarà questa rivoluzione anche per quello che riguarda il trasporto pubblico? Sì, è un tema aperto, un tema complesso. Noi come SVT, in accordo con la provincia, abbiamo chiesto agli istituti di concentrare l'offerta didattica nei 5 giorni dal lunedì al venerdì e quindi liberare il sabato. Da un punto di vista dell'organizzazione del servizio di trasporto significa spostare delle linee che oggi si svolgono al sabato, parliamo di linee di rinforzo, quindi le famose corse bis durante la settimana anziché il sabato. Dal lato della scuola ovviamente l'offerta didattica si deve concentrare all'interno di quegli orari dal lunedì al venerdì e noi dovremo trovare attraverso questi tavoli di confronto che oggi sono aperti e dureranno sicuramente lo spazio di qualche mese perché è un tema complesso, dobbiamo organizzare le coincidenze a servizio degli orari scolastici, delle entrate e uscite dalle scuole. È una modifica che è in corso, alcuni istituti già dal prossimo anno scolastico, quindi quello in partenza dal 25-26, hanno già scelto di ridurre la settimana a settimana breve, altri istituti si stanno organizzando per il prossimo anno scolastico, quindi se tutto va bene e le cose funzionano dovrebbero andare a regime dal 2026-2027 in tutta la provincia. Grazie a Luisa Bertini da Vicenza. Torniamo di nuovo sugli incidenti stradali. Ieri sera ne abbiamo anche parlato con Romina Ceccato, che fa parte dell'associazione dei familiari delle vittime della strada. C'è stato un altro tragico incidente a Sant'Andrea di Campodarsico. Una donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada con la sua bicicletta. Piove in via Bassa numero 1 a Sant'Andrea di Campodarsico questa mattina. Era una giornata assolata, invece ieri intorno alle 18 Gianna Miozzo Donà, 67 anni, stava tornando a casa in bici. Le mancavano pochissimi metri quando, mentre stava attraversando, la donna è stata investita da un'auto che sopraggiungeva dal centro di Sant'Andrea condotta da un 35enne. Un impatto terribile sentito da tutti. Immediati sono scattati i soccorsi prestati dal conducente dell'auto e da quanti si sono precipitati fuori dalle loro case. I sanitari del SUAM 118 hanno anche fatto atterrare l'elicottero, ma per Gianna Miozzo non c'è stato nulla da fare, quasi un appuntamento terribile con il destino. La strada è stata chiusa e per ora in via Bassa sono continuati i rilievi degli agenti della Federazione della Polizia Locale del Campo San Pierese che stanno conducendo le indagini. L'auto e la bicicletta sono state sequestrate. Nel frattempo la notizia della morte di Gianna Miozzo Donà ha raggiunto quanti a Sant'Andrea la conoscevano e le volevano bene. Una donna forte, energica, innamorata della sua famiglia e pronta a mettersi a disposizione degli altri gratuitamente.
In parrocchia Gianna Miozzo Donà era una catechista attenta e premurosa, un affetto che si è allargato a tutta la sua famiglia che la piange e a cui sono giunte le condoglianze anche del sindaco di Campodarsego Walter Gallo e del Campodarsego Calcio di cui il marito è dirigente. Lacrime sparse in silenzio da quanti la conoscevano che ieri sera si sono ritrovati nella chiesa di Sant'Andrea addolorati a pregare per lei. Servizio di Ferdinando Garavello. Ieri i vigili del fuoco erano intervenuti all'incrocio tra via Frassanedo e via Magellano a Legnaro per un incidente frontale tra due auto, lievemente feriti entrambi i conducenti dei due veicoli, un uomo su una Porsche e una donna sulla 500L, quest'ultima finita in un fossato. La squadra di Piove di Sacco ha estratto il conducente della Porsche e messo in sicurezza i due mezzi. I due conducenti sono stati poi assistiti dai sanitari e poi trasferiti in ospedale. Le loro condizioni non sono fortunatamente gravi. E invece è in gravissime condizioni una 33enne di Belluno che ieri sera in una manciata di minuti prima della mezzanotte a bordo della sua auto è uscita autonomamente di strada in via Lungardo andando a scontrarsi violentemente contro un muretto. La giovane è rimasta intrappolata nell'abitacolo della macchina ed è stata liberata dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra del comando provinciale. La 33enne è stata affidata alle cure del personale del SUEM e trasportata a San Martino. Sulle cause dell'incidente hanno svolto accertamenti i carabinieri. E purtroppo è morta dopo 20 giorni di agonia all'ospedale di Vicenza la ciclista che si era scontrata a Marostica con un SUV. Non ce l'ha fatta Adriana Dallagassa, la donna di 69 anni rimasta coinvolta lo scorso 4 luglio in un incidente stradale a Marostica, poco distante dalla sua abitazione. A causa delle lesioni riportate è espirata al San Bortolo di Vicenza, dove era stata condotta con l'eliambulanza. La donna si trovava in sella alla sua bicicletta e uscendo da via Gobbe si era immessa in via Roma proprio nel momento in cui stava arrivando un SUV al cui volante si trovava un 47enne di Cartigliano. Il conducente dell'auto non era riuscito a evitare l'impatto con la ciclista che era stata scaraventata sul cofano del veicolo finendo quindi sull'asfalto sbattendo violentemente la testa. Immediato l'allarme dato dai passanti lungo la trafficatissima arteria. Un primo soccorso era stato dato da un'operatrice sanitaria in attesa dei sanitari del SUEM 118 dal San Bassiano. Vista la gravità delle sue condizioni era stato allertato l'elicottero che aveva condotto la ferita al nosocomio berico. Qui, nonostante le cure, dopo 20 giorni di agonia il suo cuore non ha retto. Servizio di Vanessa Banzato e ieri sera abbiamo parlato a Focus anche di incidenti stradali con Romina Ceccato, madre di un ragazzo che era a bordo di un'auto speronata da un folle che andava a fortissima velocità sulla Iesolana e che era finita in un canale. Era morto il figlio di Romina Ceccato e 3 suoi amici. Morti, meno. Queste persone non sono numeri, sono vittime. Sono esseri umani come tutti gli altri, quindi penso che abbiano anche il diritto di avere un piccolo rispetto. Secondo, mi attacco un attimo al fattore della giustizia. Sì. La giustizia non esiste, non c'è, perché oltre alla sofferenza che noi subiamo, abbiamo anche la presa in giro di dare questo benedetto rito abbreviato che è 1/3 di pena di accontentino e quindi chi commette un reato può anche andare a casa. Allora io mi chiedo una cosa, quando è che mettiamo veramente in pratica la nostra legge con le leggi severe? Mi dispiace ma parlo perché noi vittime rimaniamo vittime per sempre, perché ogni giorno aumenta. E quando è che facciamo qualcosa su queste strade? Perché io ho parlato con tante persone, tanti onorevoli qui vicino, tanti parlamentari che ti dicono ti faccio parlare con questo, con quell'altro, con quell'altro. Non vedo niente. Però vedo solo vittime che aumentano. Vedo solo vittime che aumentano, così ieri sera Focus Romina Ceccato. Adesso con i nostri registi Tony Esposito e Italo Murano andiamo in pubblicità e torniamo subito, state con noi.
nuovo in diretta con Focus TG, le notizie dai nostri inviati in tutte le province. Torniamo alla cronaca nera. Un ventenne gradese è finito agli arresti domiciliari per il rogo del Palazzo Atter di Cervignano del Friuli, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 dicembre scorsi. Colpo di scena sulle indagini in merito al violento rogo che nella notte tra il 12 e il 13 dicembre scorsi rese inagibile, con 24 famiglie costrette a trovare alloggi di fortuna, il Palazzo Atter di via Brumatti a Cervignano del Friuli. I carabinieri hanno tratto in arresto e posto successivamente domiciliare un ventenne di grado. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: incendio doloso, stalking e danneggiamento. Al momento non è stato possibile verificare se si tratta di un'ipotesi in concorso con altre persone. Lo stesso in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Udine Roberta Paviotti su richiesta del sostituto procuratore Elisa Caligaris, titolare dell'inchiesta condotta dalla Procura friulana. A eseguire l'ordinanza sono stati militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine. L'incendio di quella notte, che solo grazie alla mano amica non ebbe conseguenze ancora più tragiche, si sviluppò celermente dal garage al piano terra del palazzo e in pochi minuti raggiunse il primo piano. I condomini ebbero la prontezza di scappare prima che le fiamme avvolgessero anche loro tra lingue di fuoco e fumo. Sul posto operarono diverse squadre dei Vigili del Fuoco, pronto intervento utile a domare l'incendio e iniziare da subito la bonifica e messa in sicurezza. Ulteriori indagini in corso. Servizio di Omar Costantini, ladri in abitazioni, come avete sentito nell'apertura di questo giornale, ma poi anche ladri di galline e di pulcini. Un'aia è stata razziata e il proprietario, un 92enne, ha attaccato un cartello in cui c'è scritto: siete dei delinquenti. Mi hanno rubato tutte le galline, anche i pulcini. Siete dei delinquenti. Parole amare quelle che compaiono su un cartello attaccato sul cancello che dà accesso a un campo dove razzolavano una quarantina di polli e pulcini. La firma è di Tony Marin. 92 anni, Tony lo conoscono tutti qui a Bertesinella, quartiere a est di Vicenza. Laddove c'era l'erba oggi c'è una città, ma lui abitava qui quando di casa c'era solo la sua e tutt'attorno era piena campagna. Eccolo Tony che s'affaccia sul cancello di casa per raccontare con dolore il furto subito, purtroppo non il primo. Sempre continuiamo, tutti sono colpo così, tutti gli ultimi. Non mi era mai successo che i pulcini e i due ciocche che covava, anche quelli. Adesso mi resta un gallo bianco perché quello si fatica a ciaparlo. Ha gli occhi buoni Tony, gli occhi con cui ha visto crescere la città attorno alla sua casa. Tutti lo conoscono, da sempre lui coltiva la terra e alleva gli animali. Una felicità anche per i bambini che vengono a vedere le galline, i galli e i pulcini. È soddisfazione di vedere i bambini, vedere i pulcini, perché questi ultimi specie di mega roba che erano tutti nati lì da soli. Questo furto colpisce Tony ma anche tutto il quartiere, tanto che gli abitanti della zona stanno pensando di fare una colletta per regalare nuove galline al nonno del quartiere, amato da tutti, e che grazie ai suoi animali aveva l'uovo fresco tutti i giorni, cose semplici che gli davano la felicità. Mangiavo gli uovi perché mi piaceva, ma mangiavo l'uovo solo, anche 2 o 3 perché erano piccoli gallinei. Qualcuno solidarizza con Tony e gli ha scritto queste parole. Egregio, mi dispiace molto per quanto accaduto. Trovo assurdo che nel 2025 ci siano ancora ladri di galline, cosa che accadeva un secolo fa. Tony da parte sua non si dà pace. Ripensa a chi gli ha portato via quegli animali che per lui erano una compagnia, degli amici, che accudiva tutti i giorni, la sua gioia. Nel cartello che ha attaccato scrive un messaggio ai malfattori. Da 50 anni vengo tutti i giorni qua, ho 92 anni. E non avrei mai pensato di avere a che fare con dei delinquenti. Ma sì, si è preso dei delinquenti, perché se mi domandava una gallina che regalavo. Davvero un caro saluto al signor intervistato da Carlo Alberto Inghilleri, anzi un invito a venire a Focus se vuole, perché ci piacerebbe sentirla raccontarci del Veneto di una volta. La Riviera Berica, anche qui, ennesimo colpo al bar, perché ci sono ladri recidivi che colpiscono gli stessi bersagli. Il gestore dice è il 7° furto in 4 anni.
Nuova incursione notturna al bar in Riviera Berica, porta a vetro d'ingresso laterale sfondata, danni da contare, ma sono riusciti a portare via solo un sottocassetto di plastica che era sotto la cassa e qualche bibita. A raccontarlo il gestore, che ha subito provveduto a sistemare non appena avvisato dell'accaduto da una dipendente. Per l'ennesima volta, incredibilmente, anche perché non so cosa si pensa di trovare all'interno di un bar o un'attività di questi tempi, è stato danneggiato l'infisso ed ha ceduto il vetro. Non la struttura, che è rimasta grazie a un chiavistello ancorata al muro, ma il vetro è caduto, quindi sono riusciti a entrare per trovare niente. Quindi rimane un danno stimato intorno ai 3.500 euro. Purtroppo in questo periodo, tra l'altro, nessuno lo farà, quindi il risultato è di perdere un accesso al locale per chissà quanto tempo. In 13 anni di gestione contano oltre 8 incursioni tra tentativi e colpi messi a segno. La speranza è che i filmati della videosorveglianza, ora al vaglio delle forze dell'ordine, possano fornire indizi utili. Noi siamo qui da 13 anni e ormai le vie d'accesso sono tutte sbarrate, con viti limate in maniera che non possono, neanche noi possiamo toglierle, dovremmo lavorare col flessibile per tagliarle, perché appunto sono state anche smontate le inferriate delle finestrelle dei bagni o della cucina. E sì, credo siano più di 8 i tentativi o diciamo gli ingressi avuti, sempre con grandi danni e alla fine bottino misero. Molto lavoro lo scorso fine settimana per le forze dell'ordine a Jesolo, dove è stato arrestato un uomo molesto e a Caorle rubate catenine d'oro durante un concerto. Importunava i passanti in evidente stato di alterazione psicofisica e poi si è scagliato contro le forze dell'ordine. I carabinieri hanno arrestato a Jesolo un 30enne di nazionalità straniera dopo essere stati chiamati da residenti e turisti che segnalavano un cittadino molesto. Una volta giunti sul posto, i militari l'hanno visto inveire contro di loro e poi prendere a calci l'auto di servizio. Una volta neutralizzato, l'hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto per lui un anno di reclusione. Poco distante, a Caorle, domenica sono state strappate catenine d'oro durante il concerto del rapper Shiva, cui hanno partecipato quasi 2000 giovani. Durante l'evento un gruppo di ragazzi si è rivolto ai poliziotti chiedendo aiuto perché si erano sentiti tirare via la catenina dal collo. Alla fine del concerto le forze dell'ordine hanno ristretto i varchi d'uscita per verificare, insieme ai malcapitati, se riuscivano a individuare i presunti responsabili. E in base alle testimonianze sarebbe stato intercettato un gruppo di 5 giovani provenienti da Genova a bordo di una BMW, poi bloccata e controllata attraverso il riconoscimento della targa da parte della polizia locale. A bordo sarebbe stata trovata una catenina d'oro. Sono in corso gli accertamenti della polizia del commissariato di Portogruaro, ma al momento non ci sarebbero indagati. Servizio di Ilaria Marchiori, vediamo alcuni titoli della prima pagina del Gazzettino Online. Medico di base anticipa la pensione, cari pazienti, il dottore così non lo voglio fare, mestiere ormai praticabile. E poi da Venezia Maurice Ceron, l'addio alla politica con una poesia, il braccio destro di Brugnaro, cambio direzione, apro altre strade. A Vicenza sono iniziati i lavori della TAV in Viale San Lazzaro, dove è stato aperto il cantiere. Sentiamo ancora i nostri colleghi della redazione Berica. TAV al via il primo cantiere di Viale San Lazzaro. I lavori per l'alta velocità avanzano a Vicenza. Obiettivo: il raddoppio dei binari e l'allargamento della ferrovia per far passare il treno ad alta velocità attraverso la città. I lavori prevedono la demolizione di 10 edifici che coinvolgeranno 160 famiglie e circa 330 residenti tra via Marcello e via Boccherini, Viale San Lazzaro, Viale Verona e via Calte. Verrà abbattuto anche l'ex albergo cittadino che ospita circa 80 persone indigenti. Nello specifico, 2 gli edifici interessati in Viale San Lazzaro, tra cui quello davanti al quale oggi è stato aperto il primo cantiere. L'abbattimento non sarà immediato perché prima la palazzina verrà spogliata di finestre, termosifoni, porte e così via finché non resteranno solo i muri. A quel punto si partirà con le operazioni di abbattimento. Insomma, i lavori TAV prendono forma e da oggi in Viale San Lazzaro è stato aperto il primo cantiere. Non c'è pace per la Pedemontana veneta dopo quelle sui conti, anche le polemiche sul versante ambientale.
che entra nel mirino delle opposizioni, la Pedemontana entra nel mirino delle opposizioni, il PD attacca, ci sono i PFAS nelle gallerie. Sono passati pochi giorni dalla storica sentenza del Tribunale di Vicenza sui PFAS dell'ex Miteni e ora si torna a parlare di sostanze perfluoroalchiliche ed inquinamento. Stavolta però il fulcro della contaminazione non è un'azienda o un sito produttivo, ma una strada, anzi la superstrada. Già, perché dalle analisi dell'ARPAV e dell'autorità preposta ai controlli emerge la presenza di PFAS in alcuni punti ben precisi del tracciato. A darne notizia è stato il Partito Democratico nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Consiglio regionale. Ci siamo accorti, guardando i dati di ARPAV e di tutte le autorità preposte ai controlli, che questa infrastruttura viaria rischia di impattare pesantemente anche sullo stato della salute dei cittadini, del Vicentino e del Padovano in particolare. Dal 2018 sappiamo che presso la Galleria di Sant'Urbano, la prima realizzata, si è registrata una presenza di PFBA eccessiva. I dati di oggi ci raccontano che questa presenza eccessiva di PFAS nelle zone di realizzazione delle gallerie della superstrada Pedemontana Veneta, e dunque non solo in quella di Sant'Urbano ma anche in quella di Malo, hanno effettivamente dei livelli preoccupanti. Ecco cosa chiede il PD alla Regione dopo aver consultato i dati. Chiediamo alla Regione del Veneto, intanto di fare chiarezza in maniera trasparente rispetto a qual è veramente il contesto e le condizioni di salubrità di quei territori, e di intervenire immediatamente per evitare che quello che oggi sembra un possibile danno si realizzi e diventi davvero un fatto pesante sulla salute dei cittadini e sul nostro territorio. Vanessa Camani, che è capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, ancora sulla viabilità vediamo l'appello di Confartigianato Padova che si unisce ai sindaci della periferia nord della città, cioè Padova, nella richiesta di congestionare il traffico in una delle aree più produttive della provincia. Come può la parte nord della provincia, distretto tra i più produttivi del Padovano e della regione, ad essere così carente di infrastrutture ed essere ostaggio del traffico da anni? È il messaggio lanciato dai sindaci di Vigo d'Arzere, Cadoneghe e Limena insieme a Padova, a cui si è unita Confartigianato, l'associazione di categoria delle imprese che sollecita la realizzazione di un nuovo tracciato per collegare la città con la parte nord della provincia. Siamo in una società che deve viaggiare ad alta velocità. I nostri operatori sono continuamente fermi con i loro mezzi, non riescono a raggiungere i nostri dipendenti in tempi utili il posto di lavoro, e ci sono appunto tutti questi inconvenienti che riguardano sia la qualità della vita ma anche la pericolosità di queste strade, di incidenti, anche di infortuni in itinere, che è una cosa che ci sta un po' preoccupando. Il progetto preliminare CED è stato finanziato ancora nel 2021 dai comuni. Si prevede la realizzazione di un'infrastruttura viaria con tracciato individuato ad est della ferrovia tra la strada regionale 307 a Valle di Terraglione, collegandola con la tangenziale nord all'altezza di Altichiero. L'appello alla Regione. C'è questa proposta che i comuni hanno portato avanti insieme in modo diligente ed è una proposta che non può più rimanere inascoltata, e quindi oggi il tema è che la Regione deve prendere in mano questa progettualità. Il territorio padovano tutto, sindaci di centrodestra e di centrosinistra e le associazioni di categoria chiedono di portarlo avanti. La prossima giunta regionale non può non finanziare questo progetto, dicono i sindaci del territorio. Ecco quanto serve. Dai 50 ai 60 milioni di euro per realizzare quest'opera possono sembrare tanti, ma se facciamo i conti del traffico, dell'inquinamento, delle ore perse dai nostri cittadini, dagli artigiani, dai commercianti in coda, se noi ragioniamo i tempi di attesa delle aziende per riflettere se vale la pena investire su questi territori perché non hanno le infrastrutture, se noi mettiamo insieme più, se noi sommiamo tutto, vi posso assicurare che il danno economico è molto maggiore dell'investimento. Per Cadoneghe andrebbe decongestionata l'area della Castagnara, per Limena e Vigo d'Arzere risolverebbe il problema del ponte sul Brenta, molto rischioso e inibito al traffico dei mezzi pesanti. Bisogna pensare anche una soluzione più a nord che va verso il ponte di Limena e Vigo d'Arzere, perché là abbiamo un traffico abbastanza importante nella realtà nostra, soprattutto la realtà di Limena e soprattutto anche la realtà di Cadoneghe e di Campodarsego,
purtroppo fanno sempre quella strada là su un ponte che adesso non è che non sia sicuro, è sicuro, ma non è un ponte di categoria C e naturalmente i mezzi devono fare un giro abbastanza ampio. L'Imena inoltre punta alla messa in sicurezza anche di chi si sposta in bicicletta. Sembra impossibile, ma se una persona in bicicletta vuole andare a Limena o viceversa andare a Padova, deve montare sulla SP47 o SS47 a seconda dell'attratto, ed è assolutamente non in sicurezza. Quindi pensiamo alle infrastrutture inmontanti, quelle grandi, ma pensiamo anche alle infrastrutture più piccole e alla sicurezza dei cittadini. Dice Valentina Visentin, ed è molto pesante la situazione della viabilità sulla Alemagna 51, una strada che nel tratto tra Tai di Cadore e Cortina viene chiusa al primo temporale e comunque resta chiusa dalle 21 in poi, quindi il traffico prende passa da Auronzo, va verso il Comelico e si fanno delle gincane interminabili. Gli albergatori di Cortina si sentono fortemente penalizzati da questa situazione e chiedono che sia adottato al più presto un piano di emergenza. Il tempo dell'attesa è finito. Per la 51 di Alemagna serve una visione strategica e una risposta decisa, e serve adesso. È dura la presa di posizione dell'Associazione Albergatori di Cortina a un mese dall'inizio del calvario per la strada delle Olimpiadi. Uno stato di incertezza non più tollerabile, tuonano gli albergatori, che assieme ai lavoratori di tutto il comparto ricettivo stanno subendo disagi crescenti. Abbiamo veramente, credo, urgenza di trovare una soluzione che possa negli imminenti mesi salvare quello che è la stagione, non per i flussi turistici, perché questi comunque continuano ad avvenire, ma abbiamo paura che veramente il servizio possa essere compromesso. A far saltare i nervi l'ennesima decisione di non riaprire la strada negli orari previsti in seguito alle copiose precipitazioni delle ultime ore. La situazione è rientrata nella tarda mattinata, ma il danno per i lavoratori che quotidianamente si spostano per raggiungere Cortina era già fatto, e in tanti via social si sono detti pronti a non presentarsi al lavoro se il tratto della statale a San Vito sarà di nuovo chiuso in assenza di congruo preavviso. Le richieste dell'Associazione Albergatori di Cortina sono perciò chiare: estendere con urgenza la fascia oraria di apertura anche alle ore notturne, installare adeguata illuminazione o un presidio fisso in loco, fornire comunicazione unica, ufficiale e aggiornata in tempo reale, coordinata tra ANAS, Prefettura e Comuni per evitare confusione, e valutare la predisposizione di una viabilità alternativa emergenziale. Una soluzione che sicuramente va trovata attraverso le amministrazioni, attraverso quelli che sono gli enti provinciali, regionali e del governo. Perché la montagna vive di persone e senza mobilità non c'è lavoro, non c'è servizio, non c'è turismo. E andiamo in Comelico sulla statale 52 Carnica. I cantieri stanno causando grandi disagi economici e sociali alle aziende. Sentiamo ancora Tiziana Bolognani. I clienti che entrano in negozio, tanta gente dice che l'anno prossimo non tornerà più perché ci sono delle difficoltà veramente logistiche per arrivare nei nostri negozi. Alex Tomè è un giovane imprenditore comeliano. La sua è una piccola attività che ha aperto 1 anno e mezzo fa per produrre formaggi con latte di qualità conferito dalle malghe della zona. Visti i chiari di luna, una determinazione e un coraggio da vendere che però in questi mesi si stanno scontrando con difficoltà logistiche inimmaginabili fino alla scorsa primavera. Noi lavoriamo tanto 3-4 mesi all'anno e non è giusto che gli unici mesi all'anno in cui si lavori mi vanno a impiantare tutti questi cantieri che potevano essere svolti tranquillamente durante tutto l'inverno, durante periodi di bassa stagione. Questi 3 mesi per un'azienda in Comelico fanno la differenza, soprattutto per aziende operanti nel turismo, e quindi di conseguenza siamo preoccupati. Abbiamo incontrato Alex Tomè a Belluno perché assieme a Luca Frescura e Thomas Meni a Corbanese di Giovani e Futuro ha voluto portare la sua testimonianza al prefetto Rocco Berton, a cui sono stati presentati i risultati del sondaggio svolto fra le aziende del Comelico
Comelico, sotto scacco a causa dei cantieri disseminati lungo la 52 Carnica. Tutte le aziende intanto riscontrano dei disagi economici, il 14% registra già una perdita superiore ai 10.000 euro e quindi il tema è sociale. Delle imprese ci hanno detto che saranno costrette a chiudere alla fine dell'estate, chiusura delle imprese vuol dire perdita di posti di lavoro e quindi è necessario che le istituzioni si facciano sentire a tutela del Comelico e a tutela della montagna. Una programmazione di cantieri impazzita, la definiscono le aziende che già avevano fatto pace con i disagi causati dai lavori alla Galleria Comelico e che hanno appreso le notizie dei nuovi interventi dalla stampa e dal gruppo Facebook creato per informare i cittadini sulla viabilità della statale Carnica. Ci sono state delle sorprese per le imprese e le aziende del territorio, c'è sicuramente una scarsa pianificazione con il territorio e gli attori di questi cantieri che sono cantieri impattanti e quindi noi chiediamo una maggiore condivisione con tutto il territorio. Il prefetto ha assicurato un ruolo da intermediario con ANAS per capire se è possibile modificare, snellire o posticipare i cantieri che si occupano di taglio piante, coppatura dei tronchi, asfaltatura, posa della fibra. E però par di capire che di pacche sulle spalle e di promesse i residenti della montagna ne abbiano abbastanza. La situazione è grave, il disagio sociale sta crescendo in modo vertiginoso, stiamo cercando in tutti i modi di spiegare ai nostri cittadini come sindaci, come istituzioni le gravi difficoltà, però è il momento ora di rispettare il nostro territorio, di calendarizzare correttamente i cantieri e cercare di rispettare quelle che sono le necessità del Comelico. Ancora un breve break pubblicitario, state con noi. Abbiamo sentito all'inizio del telegiornale la nostra collega Elena Dal Forno, da Conegliano, si sta facendo la conta dei danni del maltempo di ieri. Torniamo a vedere cosa è successo con i nostri servizi, i nostri inviati che sono arrivati subito sul posto dopo la bomba d'acqua, e qui eravamo a Farra di Soligo. Sentiamo. Ma cosa è successo? Non mi dica che parole. Cosa è successo? Tutto in un attimo è successo questa cosa qua. Tutto un attimo. Da niente vi siete trovati? Da niente mi sono trovata con l'acqua in casa così. Ma è la prima volta che capita? No, non è la prima volta, ma tanto così è la prima volta sì. Guarda che disastro. Ora che non è arrivata anche. E tutto questo è capitato verso che ora? Le 3:30? No, sono adesso le 3:30. 2:30. Proprio una pioggia. A dirotto e... Non tanta pioggia qua non tanta pioggia, ha fatto fuliglia tanta pioggia. Però dopo è arrivata tutto sul quello. Tutto sul colpo, è uscito il Soligo, l'argine del Soligo, mi è arrivata da dietro. Disastro completo. Guardi, venga avanti. Stiamo intervenendo in diversi punti del paese. Su Farra, parte già colpita il 7 e l'8 luglio, in seguito appunto ad ulteriori frane che abbiamo nella zona collinare che hanno dato ancora delle difficoltà, e poi di fatto a Soligo è esondato completamente il Soligo, allagando la borgata di via Croda con danni anche importanti e rilevanti alle abitazioni, perché l'acqua entrava dal retro delle case ed usciva da davanti, quindi un bel disastro. E qui è il Soligo adesso? Adesso il Soligo so che ha avuto problemi anche a monte sull'abitato di Follina, e adesso siamo qui con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, e cerchiamo di dare una mano alle persone, perché parlando anche con i più vecchi qui del posto dicono che non hanno mai visto una cosa del genere. Non so cosa possa essere successo e non ho neanche idea di quanta precipitazioni siano cadute, ma io l'ho visto in diretta, era un nubifragio con un vento veramente fortissimo. Avete visto, spaventoso, oltre al forte vento e alla pioggia, pesanti grandinate hanno interessato la fascia pedemontana dal quartiere del Piave al Vittoriese. Queste immagini si riferiscono a Corbanese di Tarzo, dove grandine piccola ma molto abbondante che ha ricoperto i giardini e riempito le reti antigrandine posizionate a protezione delle colture. Nei video inviatici da un telespettatore l'intensa grandinata durata per lunghi minuti, guardate, sembra di essere già in inverno.
Disastri anche a Follina, dove è esondato il Follina, affluente del Soligo, nonché i corsi d'acqua che provengono da La Bella, caduti alberi lungo la SP4 a Solighetto, Borgo Bisoli in stato di criticità e detriti in località Farrò. Ascoltiamo Cristian Dall'Arche, residente a Follina, e poi la sindaca Paola Carriello. È successo che ormai è in 5 anni la seconda volta che ho buttato via 80.000 euro per ripristinare questo magazzino. Prima volta, stato di calamità, non è arrivato niente. Questa volta, invece di fare le strade e i ponti dove cacchio non servono, invece di alzare questi ponti qua che l'acqua non passa sotto, non fanno niente. E ora io adesso chiudo l'attività. Ma dov'è l'attività? Qua. Ho il magazzino pieno. Posso venire a vedere? Vieni a vedere con me. Vieni da giù qua. In 20 anni è venuta fuori 5 volte questo cacchio di fiume. E l'attività lei ce l'ha qua sotto? Io ho il bar là, ma ha visto cosa c'è qua sotto? Io ho altre 60.000 euro di spese, 60.000 euro di spese, ne ho già spesi 80 5 anni fa, e loro fanno i ponti per il percorso per le biciclette, invece di alzarmi un ponte qua dove l'acqua non passa sotto. Ma cosa devo fare io? Chiudo l'attività, io non so più cosa fare. Secondo lei cosa devo fare? Sindaco, com'è la situazione qua a Follina? La situazione qui a Follina è, come in tanti altri comuni, tragica. L'acqua esce da più punti, a Pedeguarda è caduta una frana e quindi ha ostruito il torrente e quindi problemi di allegamenti. Qui alla Bella abbiamo sempre lo stesso problema. Ci sono dei corsi che sono sempre più stretti e queste bombe d'acqua sicuramente non aiutano. E adesso cosa fare allora? Adesso qui alla Bella abbiamo già dei progetti per quello che riguarda, dobbiamo alzare ponti, dobbiamo rifare muri. Tra l'altro qua giù è caduto anche un muro, quindi adesso dobbiamo liberare il torrente perché rischiamo, diciamo, che se viene un'altra bomba d'acqua vada fuori. Invece l'abitato proprio di Follina Follina? L'abitato di Follina ci sono sempre delle vie che sono un attimo più basse, anche una di queste è via Paradiso, quindi arriva l'acqua da Miane, lungo la provinciale arriva da Cison, sempre lungo la provinciale, la via è più bassa e i tombini non riescono a ricevere. Tra l'altro c'è il problema, diciamo, che c'è il fiume Follina, quindi quando il livello è alto invece di ricevere butta fuori anche il fiume. E però tutto il comune ha delle problematiche, anche, diciamo, Farrò, che di solito perché è più alto non ha problematiche, anche lì abbiamo dei punti dove è uscita dell'acqua e quindi c'è tanto lavoro da fare. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Gli ospiti di stasera a Focus: Matteo Baldan, Paolo Bonafè, Pietro Dalla Libera, Giovanni Battista Mestriner, Pietrangelo Pettenò, Paolo Pizzolato e Laura Puppato. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Italo Morau. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.